Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Budapest in Ungheria. La partita che vi mostro è stata giocata all'interno del torneo internazionale First Saturday, che vede di fronte con il bianco il grande maestro Axel Jergeli e con il nero il maestro Fide Ongut Tamas. La partita è iniziata così, quindi di 4 cavallo F6, C4, G6 e dopo cavallo C3 il nero già qui potrebbe decidere se giocare un'apertura, quindi giocando D5 si rientra nell'apertura Grunfeld. E giocando al fiore G7 si rientra un'apertura che per adesso prende il nome di Indiana, dipenderà un po' come continua il bianco per capire se stiamo giocando un'este indiana oppure qualche altra variante dei sistemi indiani, e il bianco gioca 4, quindi sì, siamo nel pieno della difesa est indiana, nella posizione principale. Il nero gioca D6 e qui il bianco esce un po' dalle linee più battute. La linea più giocata vi dico che è senz'altro cavallo F3, con la chiara intenzione da bianco di arroccare corto quanto prima. Alfiere G5 è una linea meno giocata, però ha un'intenzione. L'idea è chiaramente quella che quando il mio avversario, quindi il nero, giocherà E5, che è l'idea tematica dell'apertura, la partita ovviamente non è andata così. Se il mio avversario giocherà E5 avrà il problema che dopo la possibile cattura e il cambio delle donne, questo re si trova in una posizione spiacevole perché è sulla traiettoria dell'alfiere di case bianche, e qui purtroppo per il nero il bianco prenderebbe immediatamente iniziativa con cavallo d5 e arrocco lungo, oppure anche con una mossa anche un po' più strana, un po' più offensiva tipo F4. L'idea non è tanto attaccare il pedone ma lasciare libera questa casa, perché in caso di cattura già questa mossa E5 potrebbe già creare delle difficoltà. Quindi alfiere G5 ha l'idea per adesso di neutralizzare, quindi rendere meno efficace la spinta delle pedone E, che è poi il piano tipico del nero. In partita è stata giocata H6, a questo punto l'alfiere torna indietro e il bianco interpreta la posizione in questo modo. Il fatto che il bianco abbia fatto spingere al nero il suo pedone in H6 vuol dire che più avanti potrebbe permettere al bianco di creare la tipica coordinazione contro il fianchetto avversario, quindi donna d2, magari coordino donna con alfiere creando la batteria contro il punto H6 e questo mi aiuterà per sostenere l'attacco. La partita continua con cavallo C6, D5 e a questo punto il nero gioca E5. Il nero ha giocato questa sequenza di mosse perché in realtà ha un'idea e adesso vedremo se effettivamente è un'idea utile oppure è magari forse un qualcosa di troppo, perché dopo E5 il bianco ritira il suo alfiere in E3 controllando l'ingresso in D4 ma il nero salta lo stesso. E chiaramente l'idea qual è? Se il mio avversario, quindi il bianco, decide di prendere il cavallo e poi successivamente prendere il pedone che il nero ha sacrificato è compensato dal fatto che il nero abbia una buona iniziativa, un ottimo gioco sulla diagonale nera. Su questa diagonale nera, e chiaramente qui nell'immediato già si sta minacciando di vincere, perché una mossa qualsiasi come cavallo F3 potrebbe seguire cavallo per E4, sto attaccando la donna, questa donna si deve spostare, c'è un cavallo che non è difeso, quindi magari lo catturo. Però purtroppo per il bianco questo tema dell'inchiodatura sarà molto forte, quindi l'idea di sacrificare questo pedone centrale è giustificata dal fatto di avere una buona iniziativa sulla diagonale nera e attivare quanto prima l'alfiere di case scure. Il bianco gioca a cavallo E2, chiaramente l'idea è quella di catturare in D4, però senza dare l'alfiere di case nere. Il suo avversario, quindi il nero, il maestro Fide Ongut, gioca a cavallo G4 col tentativo di dare la caccia a quest'alfiere, ma in realtà vi dico che già questa mossa è un po' strana, perché è vero che adesso il pedone centrale continua a essere in presa, il bianco lo accetta, è vero che il bianco ha dato il proprio alfiere di case nere, ma il bianco è riuscito a portare un cavallo al centro e questo cavallo in realtà dà parecchia iniziativa. Il cavallo in G4 sicuramente cercherà di ripiegare in E5, il nero deve comunque dimostrare di aver sacrificato il pedone, di aver una certa attività, un certo sviluppo, e quindi insiste sulle case nere. Donna F6, minaccia immediata, voglio catturare il cavallo. Il bianco chiaramente si accorge di questa minaccia, ci sono tante ritirate possibili e l'ideale sarebbe saltare qui, però purtroppo donna F6 oltre che minacciare il cavallo vuole dare matto immediato, quindi la ritirata in realtà è soltanto una, bisogna difendersi da entrambe le minacce. Cavallo F3 difende il matto
e porta il cavallo in una posizione più arretrata. Cavallo E5 da parte del nero, e chiaramente i cambi diciamo che indeboliscono le case nere, perché il bianco non ha più l'alfiere di case nere e al nero non resterà altro che cercare di creare delle complicazioni. Quindi quello che adesso cerca di fare il bianco, la strategia che cerca di realizzare il bianco è abbastanza semplice. Cosa vuole fare? Semplicemente mettere i propri pezzi in una condizione più sicura, quindi mettere al sicuro, e a questo punto cercare di attaccare. Come vedete il bianco ha giocato alfiere 2, arroccato corto, e è il nero che sacrifica del pedone e si ritrova con la coppia degli alfieri, decide di creare della tattica e quindi porta in avanti questi pedoni. Chiaramente questi pedoni, se il nero avanza il pedone in G5, ha un'idea, quella di fare il pedone G4, quindi creare diciamo, quello squilibrio di spazio, prendere spazio sul lato di re e chiaramente cercare di progredire e avanzare i pedoni verso il re avversario. A questo punto è il momento di reagire, non è più il caso di fare mosse che attesa, ad esempio sicuramente H3, che magari qualcuno di voi può prendere in considerazione per arginare questa spinta, in realtà non farebbe altro che accelerare il piano del nero, perché adesso G4 sarebbe anche più forte, perché qualsiasi cosa accadrà il nero sarà sempre in grado di aprire una colonna, quindi H3 in realtà non rallenta questa spinta. E se io giocassi da bianco una mossa che potrebbe essere utile, forse torre C1, una mossa abbastanza tipica di questo tipo di apertura dell'Estigliana, in cui la torre cerca di sostenere il pedone C che va in avanti, diciamo che il nero potrebbe insistere semplicemente spingendo il pedone in avanti. Quindi io adesso spingo il pedone G, successivamente spingerò il pedone H, e bene o male il pedone in meno che ho sacrificato prima è più che compensato. Allora il bianco ha bisogno di qualcosa di più efficace e quindi gioca cavallo B5. Cavallo B5 minaccia l'immediato ingresso in C7 con un chiaro e evidente scacco doppio. Il nero decide di cambiare in F3, ok, mossa che è da scacco, quindi devo ricatturare, e adesso resta la minaccia su C7, quindi non resta altro che difendere in qualche modo. E dato che il nero vuole giocare una posizione molto tattica, dinamica, decide di giocare re di 8, che seppur strana ha le sue idee. L'idea è chiaramente creare uno squilibrio e magari più avanti cercare di scacciare questo cavallo da B5 per poi concentrarsi sull'avanzata dei pedoni. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. La partita continua e qui il bianco cerca di mantenere l'iniziativa. Come fare a mantenere l'iniziativa? E dato che il mio avversario è rimasto con i re al centro, non resta altro che spingere i pedoni verso il centro. C'è anche una regola non scritta del gioco degli scacchi, che solitamente quando il nostro avversario prende spazio ai lati della scacchiera, così come ha fatto in questo momento il nero, io dovrei cercare di compensare questa presa di spazio prendendo spazio al centro, e allora la mossa C5 potrebbe venire in mente. Chiaramente C5 restituisce un pedone perché il mio avversario potrebbe catturarlo, ma l'idea è appunto aprire linee contro il re del nero, quindi arriva a D6, e in caso di cattura diciamo che il bianco potrebbe essere soddisfatto semplicemente portando un cavallo in D6, minacciando possibili scoperte, possibili risalti di cavallo contro il re avversario, che chiaramente sono tutte mosse che daranno scacco. E la posizione del re del nero adesso è abbastanza scomoda, quindi questa cattura per adesso è da escludere. Il nero decide di scacciare questo cavallo e qui il bianco fa una mossa molto bella. Ho scelto questa partita, volevo commentare questa partita perché mi ha colpito la profondità di questa mossa. Il bianco decide di spingere il pedone in E5. L'idea è esattamente quella di prima. In caso di cattura, diciamo che io qui potrei continuare in due modi. Anche il modo più semplice, che potrebbe essere la ritirata del cavallo, va più che bene. L'idea sarà senz'altro quella di spingere il pedone in avanti per creare problemi contro il re avversario. Oppure altre mosse strane meritano attenzione, tra queste senz'altro donna 4. La donna si sposta in A4, il pedone A adesso risulta essere inchiodato perché la torre non è difesa, e il piano del bianco sarebbe quello di spingere in D6, oppure in alcune occasioni anche la spinta in C6 sarà possibile. In partita è andata così, quindi E5 il nero ha catturato di donna, e a questo punto la torre si riporta in una posizione attiva attaccando nuovamente la donna, che si sposta e arriva a donna 4. La stessa idea che proponevo prima
effettivamente si realizza. Il pedone A adesso è inchiodato, la torre non è difesa e quindi si stanno creando un po' di minacce. G4 da parte del nero. Adesso subentra un po' una questione di calcolo e diciamo che adesso la partita prende una piega semplice per il bianco, nel senso che il bianco può gestire questa posizione in due modi. Senz'altro il modo facile, quindi senza correre grandi rischi, magari spostare l'alfiere e poi si concentrerà sull'attacco di C7, comunque sia deve sfruttare il fatto che la torre in questo momento non è per nulla difesa. E l'altra idea è chiaramente l'apertura in D6. Oppure, se il bianco calcola bene, così come è avvenuto in partita, il grande maestro Axel è riuscito a calcolare bene, gioca una mossa molto aggressiva che cerca immediatamente di prendere l'iniziativa. Cattura in D6 è molto forte e adesso la minaccia è la presa in C7. Se lui mi riprende, in realtà una mossa noiosa da subire è questo scacco, perché poi permette sia al cavallo che alla donna di valutare un successivo ingresso in C7. E allora non resta altro da fare che probabilmente raggiunto questa posizione di accettare il fatto di restare con una qualità in meno, quindi prendo il cavallo, la donna cattura la torre, qui già c'è uno squilibrio materiale e pedone per F3 sembra forte, perché comunque sia, almeno dal punto di vista materiale abbiamo due pezzi per una torre, quindi la situazione si mantiene in equilibrio, però non funziona questa sequenza. Il bianco cattura in C7, una domanda rivolta a tutti coloro che vedranno questo video: come continuereste dopo Re D7? Dopo Re D7 è evidente che comunque sia il bianco stia un po' meglio, questa alfiere comunque non gioca, e facciamo così, magari vi chiedo io stesso come continuereste dopo Re D7, se lo scrivete in chat, magari no in chat, nella descrizione del video, nei vari commenti, poi cercheremo di commentarla insieme. E la partita è andata così: Re per C7, ma adesso è un po' tardi perché arriva Torre C1, scacco, e non c'è una casa buona per questo re, e andare in D8 si rischia anche di perdere perché comunque lo scacco in A5 è veramente fastidioso e lo scacco in A5 è furbo. Vi mostro questo seguito: magari scacco in A5, attacco il re. È vero che si può chiudere la diagonale con il pedone in B6, però dopo donna 7 l'ingresso è molto difficile da difendere, o meglio potremmo ancora difenderlo con la donna che va in D6, però già un arrivo di torre in C6 o forse una cattura in F7 sono tutte mosse facili da immaginare e che comunque soddisfano la posizione del bianco. Quindi in partita è stata giocata Re B6 e un altro dei motivi per cui ho scelto di commentare questa partita è anche per la posizione finale. Qui vi direi di trovare in che modo il bianco riesca a vincere e magari mettete in pausa il video. E adesso non so se avete messo realmente in pausa il video, però la posizione finale è molto bella perché la rete di matto arriva con questa mossa. B4 ha la semplice e sottile idea di mettere la propria regina in A5, quindi si sta minacciando scacco matto e purtroppo per il nero non si può difendere. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!